Suona il campanello un signore che io non conoscevo, che proprio non l'avevo neanche mai visto, deposita la macchina vicino alla vostra, però dalla parte di là, mi suona il campanello e mi dice che è dell'Etra e che si è rotto di una falda qua su, per cui l'acqua è avvelenata. Io avevo messo tutto a posto, avevo messo su anche da mangiare, avevo messo su tutto e ho detto ma com'è possibile? A un certo punto lui mi fa aprire tutti i rubinetti, che è partita tanta di quell'acqua, roba da matti, perché così disinquiniamo. A un certo punto vuole che vada fuori, ma io non voglio andare fuori, perché devo andare fuori? Inizia così la disavventura di Luciana Lanzarin, che vive in questa villetta in via Valsugana Romano De Zelino. Ha rischiato d'essere l'ennesima vittima dei truffatori che si spacciano per dipendenti Etra. Per fortuna la donna è riuscita a mantenere sangue freddo e riflessi pronti, anche se il sedicente dipendente della Multiutility le ha provate davvero tutte. Sentite un po'. Si avvicina lì all'acquaio e mi dice, vedo che ha come si può dire? La boccettina? Sì, una boccettina in mano, ma che la schiaccia tipo vetro, per dire, no, neanche vetro, plastica, e la schiaccia giù per di là. Come la schiaccia? È venuto fuori qui un nuvolone, un odore che guardi, ho ancora mal di gola e sono scappata fuori. Un individuo basso, grasso, non giovanissimo, apparentemente veneto, provvidenziale, l'arrivo di un amico della donna. Lei si è accorto che stava comunicando con qualcuno, questa persona. Sì. No, lui aveva un walkie-talkie, un qualcosa con l'antenna che stava parlando con la centrale. Lui mi ha detto devo parlare alla centrale, spiegare e dire cosa sta succedendo. E forse la centrale era il complice che era in macchina. Quel complice che probabilmente poteva essere anche dietro la casa. Bortoli non ha lasciato solo per un minuto il truffatore, che è stato messo in fuga proprio da quella che pensava potesse essere la sua vittima. Io lo guardo e gli faccio, ma mi ascolti un attimo, lei ha una parrucca in testa, ha gli occhiali belli grandi, lei non è dell'Etra. È scappato via, ma di corsa. Elio Bortoli ha chiamato subito Etra per comunicare l'accaduto. È arrivata la conferma che si trattava di una truffa bella e buona. Quello che vuole lanciare Luciana Lanzarin è un appello soprattutto agli anziani che vivono da soli, vittime ideali di gentaglia senza scrupoli. Non aprite, state attenti, poi se siete da soli peggio che peggio.